Bentornati e bentornate a Focus Verona Economia. Il tema della settimana è il tema della scuola, della formazione, e oggi torniamo a parlare di un percorso formativo molto importante che negli ultimi anni ha conosciuto davvero una crescita consistente dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo. Stiamo parlando degli ITS, questi percorsi di alta specializzazione post diploma che hanno conosciuto appunto anche nella città scaligera la nascita di realtà molto ben radicate e riconosciute. Anche a livello veneto si sta muovendo una bella rete di ITS e prima di parlare di un'associazione che è nata proprio lo scorso giugno, diamo il benvenuto, ed è in collegamento con noi, a Cristiano Perale, che è appunto il presidente dell'associazione ITS Academy Veneto. Benvenuto presidente. Grazie. Vediamo da questo articolo sul sito veronaeconomia.it un incontro che avete avuto a giugno alla presenza dell'assessore regionale al lavoro e alla formazione Valeria Mantovan, proprio per battezzare ufficialmente la nascita di questa associazione ITS Academy Veneto, un'associazione che insomma ha l'obiettivo ambizioso di mettere a sistema l'intero comparto dell'alta formazione tecnica post diploma regionale. È così, presidente? Sì, abbiamo ufficializzato quello che prima era solo un incontro informale appunto tra le 8 fondazioni venete, nate 13 anni fa e da 4 anni ufficialmente coordinate nelle attività per crescere in modo strutturale e uniforme. È una scelta voluta dalla Regione Veneto e che ha portato a notevoli risultati, soprattutto l'economia di scala ci ha permesso di utilizzare al meglio gli importanti fondi PNRR che ci sono stati dati per potenziare il sistema ETS. Questa primavera abbiamo trovato la necessità di darci una forma anche giuridica, quindi attraverso un'associazione proprio per facilitare la promozione in Veneto del sistema ITS. Ricordiamo anche, insomma, perché è doveroso per la cronaca, che lei è presidente anche dell'ITS Red Academy. Diamo uno sguardo velocissimo proprio al sito ITS Red, perché insomma è una realtà che conosciamo molto bene e mette a disposizione in questo caso diversi percorsi di formazione. Ecco, io le chiedo subito perché gli ITS hanno avuto un successo così rilevante negli ultimi anni. E lo testimoniano i numeri crescenti di studenti e studentesse iscritti ai vari corsi e soprattutto l'alto grado di occupazione che trovano immediatamente, addirittura ancora prima a volte di terminare il biennio di formazione. ITS entra nel progetto di alta formazione professionale che è già caratteristico di tutti i sistemi di formazione europei, voluti nel piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale dagli Stati Uniti, quando hanno imposto quindi la riforma del sistema formativo. L'Italia non si è adeguata perché allora c'era una persona molto autorevole, che era la professoressa Montessori, ben conosciuta, che ha mantenuto i sistemi formativi già eccellenti italiani, ma diventati oggi anacronistici. Quindi l'Italia si è adeguata alle direttive europee sviluppando l'alta formazione che noi chiamiamo ITS, quindi Istituti Tecnologici Superiori o Academy adesso. E nel resto d'Europa si formano centinaia di migliaia di ragazzi ogni anno. In Italia il progetto formativo, nato 12 anni fa, porta alla formazione di circa 40.000 ragazzi all'anno. Oggi a regime grazie alla spinta, al booster dato dai fondi PNRR. In Veneto quest'estate abbiamo diplomato circa 3.000 ragazzi, 2.800 circa. 2 anni fa però ne abbiamo diplomati la metà, quindi il tasso di crescita è enorme, perché il sistema permette il matching quasi istantaneo tra la domanda e l'offerta. Dopo pochi mesi dall'inizio del percorso formativo, ricordo di 2 anni,
i ragazzi cominciano già una fase di stage, di alternanza scuola-lavoro, e questo permette di trovare coerenza tra le competenze che il ragazzo o la ragazza stanno sviluppando e le necessità dell'azienda. Nei 2 anni, anche con la variazione, se necessario, del posto di stage, perché magari non si trova subito il matching tra la domanda e l'offerta, e i ragazzi si trovano inseriti nell'ambiente giusto, e molto spesso quindi concretizzano un contratto di lavoro a tempo indeterminato al completamento del percorso ITS. Stiamo parlando di un tasso che raggiunge il 90-95%, e i ragazzi che non quel percentuale che poca che ci manca è perché i ragazzi o le ragazze proseguono attraverso il percorso universitario. Quindi in realtà il raggiungimento dell'obiettivo è completo, solo che qualcuno magari non entra direttamente nel mondo del lavoro e comincia un percorso universitario, qualcuno entra nel mondo del lavoro e comincia un percorso universitario. Il tasso è molto elevato, la richiesta delle aziende è altissima, perché troviamo tecnici altamente professionalizzati con competenze mirate, sono quelle che le aziende cercano. E tra l'altro un percorso così che ha numeri, dicevamo, rilevanti, importanti, ha introdotto un modello virtuoso di formazione, tant'è che si sta pensando già a partire dal 2024, insomma si è buttata lì l'idea di riformare un po' i percorsi di scuola superiore applicando il cosiddetto 4+2, quindi 4 anni di scuola superiore, agganciandoci poi un biennio formativo che è di fatto l'ITS. Ecco, a che punto siamo con questo tipo di proposta che rivoluzionerebbe un po' il mondo della formazione, almeno fino a come l'abbiamo conosciuta fino a pochi anni fa in Italia? Sì, con l'arrivo del governo Meloni, il ministro Valditara ha dato un'ulteriore spinta a questa riforma che era già in essere, però ne mancavano le regole attuative. Il ministro è partito appunto cominciando nel 2024, come diceva lei, nel promuovere lo sviluppo di percorsi di 4 anni, non di 5, e non è un'invenzione, ma è sempre l'adeguamento alle norme europee, per cui tutto il resto d'Europa la scuola come la conosciamo noi superiore non è di 5 anni ma di 4. E dopo questa scuola si entra, quindi con anche una maggior consapevolezza che è molto generalistica nel sistema anglosassone, si entra in un percorso di alta formazione professionale in un indirizzo che uno possa piacere, che sia quello delle costruzioni, della logistica, dell'agroalimentare, della meccatronica o del digital. Sono diversi ambiti, uno sceglie un percorso e comincia con l'Academy, che dura un paio d'anni, dopodiché laurea breve e poi laurea magistrale. Addirittura nelle ultime interviste il ministro Valditara già a luglio parlava non più solo di 4+2, ma di 4+2+1, perché nel potenziale statutario delle fondazioni ITS c'è anche la possibilità di sviluppare percorsi di laurea breve, quindi triennali, quindi con un titolo che è quello di laurea breve, che poi può proseguire nella laurea magistrale. Sono stati oltretutto investiti proprio generati dei bandi di investimento per finanziare e promuovere queste sperimentazioni. Ma la settimana scorsa il ministro Valditara in un'intervista ha detto che stanno preparando un documento di legge per spingere tutti gli istituti superiori italiani a partire dal 2026 affinché almeno un percorso formativo all'interno del loro istituto sia un percorso di 4 anni, che dovremo quindi studiare, dovranno essere visti i sinottici, quindi concentrati i sinottici di 5 anni in 4 anni, non necessariamente comprimendoli ma rivedendoli in ottica poi di completare, se lo studente lo riterrà necessario, il percorso attraverso un percorso appunto di 2 anni ITS. Siamo di fronte, Presidente, a una rivoluzione epocale, se vogliamo, almeno
negli ultimi anni, ecco, di una portata davvero rilevante. Se poi il modello dovesse funzionare e dovesse essere applicato di fatto a tutte le scuole, così come ci ha anticipato, ecco che cambierebbe effettivamente la geografia della formazione in Italia, ma soprattutto si ridurrebbero, forse è questo l'obiettivo ultimo, i tempi di inserimento nel mondo del lavoro dei nostri ragazzi e così. Proprio come dice lei, una possibilità di rivoluzione, anche perché lo sappiamo tutti, i piani formativi hanno una storia quasi secolare. Ben venga, come diciamo, quello che ha fatto la Montessori, rivoluzionario ai suoi tempi, ma stiamo parlando di un secolo fa. Ora parliamo di digitale, di nuovi strumenti, anche di nuovi strumenti di apprendimento. Quindi quando molto spesso ci lamentiamo conoscendo o sapendo di esperienze fatte da qualche ragazzo all'estero, anche all'interno del percorso formativo, con sistemi didattici nuovi, oggi abbiamo l'occasione quindi di rivedere i piani formativi, i piani sinottici, fino dall'origine. Quindi, come dicevo prima, non è necessario pensare la compressione di 5 anni in 4, quando la rivisitazione proprio dei contenuti formativi per renderli più moderni e più vicini alle esigenze del lavoro, perché non si studia solo per diletto proprio, ma si studia per entrare in modo competente nel mondo del lavoro, e sappiamo che i dati di Indire lo dicono chiaramente che la qualità delle competenze in uscita dai percorsi formativi odierni è in grave sempre più perdita di qualità. Lo vediamo nei risultati degli esami poi di maturità, questa è cosa ben nota, quindi la possibilità di rivedere i piani formativi è un'ottima occasione per migliorare le competenze in uscita e dare una risposta concreta al mondo del lavoro, possibilmente all'età più giovane possibile. Poi che possono provvedere, approfondire con l'università, ben venga. Assolutamente. Presidente, il nostro tempo a disposizione è scaduto, ci sarebbero tanti altri argomenti di cui parlare assieme, magari lo faremo invitandola in studio qui a Verona, nei nostri studi a Verona Network. Intanto la ringraziamo per averci dato questo aggiornamento numerico e soprattutto un aggiornamento anche di questo iter che è quello del 4+2, che potrebbe, come dicevamo, rivoluzionare la formazione in Italia. Noi seguiremo pari passo, insomma, le varie novità che si susseguiranno. Intanto grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per la disponibilità, quando volete sempre a disposizione. Grazie. Ringraziamo Cristiano Perale, che è presidente dell'associazione ITS Academy Veneto, nonché presidente anche, dicevamo, dell'ITS Red Academy. Questa puntata dedicata a Focus Verona Economia, tema scuola, termina qui. Noi ci vediamo presto, buon proseguimento su Radio Adige TV.